Bene, parliamo di istinto. We're talking about istinto, a completely natural product, like spatola stucchi. It is composed of lime, marble, and dust, so it is suitable for present-day ecological demands. Adatto ai tempi moderni, a questa necessità di ecologia. Questo prodotto oggi Today, we're going to see an application called used stone. That means we'll reproduce the effects of stone worn by time, with some areas more worn than others. di una pietra che è stata lì nel tempo, quindi che ha delle aree un po' consumate e delle aree meno. In più, To add a creative touch, we'll make it a rather particular application, with lines. So, after the used stone, we'll make another very particular application of smooth stone. Of course, we start with primus. adesso naturalmente cominciamo con il primus. Ecco, quando abbiamo steso When we've applied 2 square meters, we make irregular marks with a toothed spatula. This will give an effect of used stone. assolutamente irregolari, questo permetterà di avere quell'effetto di pietra vissuta. When we start again, we mustn't start close to the overlap, because there would be the risk of putting on too much product, and we have to start a bit further back, and then drag the product towards the join. E poi trasciniamo il prodotto In this way, we have a more linear effect. più lineare. With this application, consumption will be about 1.5 to 2 kilograms per square meter. Allora, sta asciugando, la parete sta asciugando, vediamo queste aree un po' più chiare, un po' più scure. Questo è il momento di compattare. Perché lo compattiamo? The Perché wall is drying. When we see these areas a bit light and a bit dark, that's the time to compact it, so that these lines are smoothed and give the impression of being used, with some worn areas and some smooth ones. per cui qualche area è consumata e qualche area è liscia. Qui la parete è bella compatta, lucida, è finita. Here, the wall is compact, smooth, practically finished. White paint e abbiamo... We could apply wax or white paint as a finish to complete the process. Ma vogliamo aggiungere qualcosa in termini di creatività e mi sono immaginato di fare delle righe orizzontali. But we would want to add something creative, and I thought we could make horizontal lines, a used wall with bands. Vediamo come. Dando così l'idea di poter fare qualsiasi I want to give the idea that we can make anything, even vertical lines. So be creative, follow your instinct. Segui il tuo istinto.
Ecco, abbiamo messo le righe, adesso We've in made the questa lines. fascia Now, metteremo on these un bands, passaggio we'll di apply another coat of bello Istinto, tirato, spreading it well, with the finish that we called smooth stone, so as to have a difference in appearance and in thickness. in modo che avremo questa differenza sia estetica che di spessore. Ecco, adesso le righe sono opache, non c'è più... Now the lines are opaque. That means there's no more water. It's time to start compacting to get the effect of smooth stone. So here we'll have smooth stone, and here used stone, and we'll see a different level and different effect. Livello e un diverso effetto. Abbiamo finito con l'applicazione di... We finished applying Istinto. Here we have a line of smooth stone, and here a line of used stone. Qual è il bello? There's a nice difference in texture. Here we have stone with a bit of movement, and here smooth stone. Qui è una pietra liscia. Tutto ciò verrà amplificato. All this is amplified when we add a metallic paint finish. In this case, we're using Gioia. Andremo ad applicare gioia. Naturalmente, Of course, you can get the same effect with the whole range of colors in our catalog. con tutta la gamma colori del nostro catalogo. Dilution. To every liter of Gioia, add 500 cc's of water. Procediamo Now we apply a second coat of Gioia. The wall is finished. Come avete visto, con la prima mano di With the first coat of used stone, we already had a very nice effect. abbiamo voluto andare oltre. We went further, creating these lines and finished them with Gioia. Gioia, un effetto molto A very aesthetic and relaxing effect. rilassante. A voi It's up to decidere you to se decide the volete pattern to fare create. questo disegno o altri. Qui è la Here, vostra your creative skill is at work, so follow your instinct. Quindi divertitevi con Segui il tuo istinto. Thank you.